Obiettivi differenti per il Begato di mister Raspa, che naviga a metà classifica, e il Pieve Ligure di mister Sorbello alla ricerca di un posto tra le grandi per salire in prima categoria. La prima protagonista del match è la bandierina che si spezza costringendo il direttore di gara Carbone ad un tapullo. Poi diventa protagonista il numero 10 del Begato, che sfrutta al meglio uno schema su fallo laterale dalla sinistra lasciato colpevolmente solo in area. Masha segna l'1-0 per i padroni di casa. Poco dopo c'è un'altra occasione clamorosa per Cacciabue, che manda alto con il portiere Novi, che si arrabbia tantissimo, reclama il Pieve Ligure un calcio di rigore per questo contatto su Saverio Bonoso, calcio di rigore che non viene concesso. Poco dopo arriva l'altra chance per il Begato con Files, che in corner rischia di farsi autogol, poi doppia parata straordinaria di Perelli, prima su Zirulia poi su Garrone. Dopo arriva un'azione avvolgente del Pieve Ligure, parte dalla sinistra con Saverio Bonoso, si arriva sulla destra con Carezzano, il cross nel mezzo ed è proprio Saverio Bonoso che di testa, nonostante la statura non elevatissima, trasforma e segna il gol 1-1. In chiusura di primo tempo ci prova ancora Masha, Marinovi disinnesca nel secondo tempo, il colpo di testa di Mazzotta si spegne sul fondo, il palo su punizione di Files è premonitore del gol del vantaggio del Pieve, che arriva con un cross dalla sinistra del subentrante Moschillo per Mendez, che di testa trafigge Perelli e regala a mister Sorbello e compagni il gol del 2-1. C'è ancora tempo per la traversa di Marcenaro clamorosa al 91esimo, poi fischia 3 volte Carbone, vince il Pieve Ligure 2-1.